Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa 7:32, mercoledì 2 ottobre, e vi raccomando di andare a farvi un giro sul sito radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto della giornata. ANSA.it, apertura sul Medio Oriente, o meglio, sulla pioggia di missili su Israele. Israele che prepara la rappresaglia. Il petrolio nel mirino di Tel Aviv, scrive l'agenzia ANSA. Waltz Vance, i due vice negli Stati Uniti, elezioni di novembre, duello civile su tutto da aborto a migranti. E poi Meloni convoca i ministri e i servizi segreti. L'Italia è impegnata per la sicurezza di cittadini e militari della missione UNIFIL. Militari che appena c'è qualcosa di militare tornano a casa. Crosetto, la validità di UNIFIL, ci rifletto da 6 mesi con l'ONU. Insomma, una riflessione bella lunga su militari che appunto appena scoppia qualcosa di militare se ne devono andare. Inchiesta degli ultra sugli ultra del calcio a Milano, i PM pronti a sentire svariate persone, eccetera, eccetera. Pizza e birra a Rebibbia, niente di strano, in 41 rischiano il processo. Nel penitenziario arrivavano anche droga e cellulari, cioè tutti i comfort della vita moderna. Il sottosegretario Mantovano contro il rapper Sfera e Basta, che esalta il consumo di marijuana, sempre più alto il principio attivo nella cannabis, ce lo dicono da anni e anni e anni e anni e anni, l'audizione del sottosegretario Mantovano, che se la prende con il rapper di turno. Rutte, nuovo segretario dell'Alleanza Atlantica, un falco di ferro, la NATO deve essere forte, l'Ucraina la priorità e l'Ucraina può colpire la Russia quando e come vuole con le armi nostre. Questo è un simpatico proposito per l'avvicinarsi della guerra mondiale, di cui parleremo sulla scorta anche di un bel pezzo, un cameo su zafferano.news del nostro amico Riccardo Ruggeri, che citeremo magari domani o dopo, insomma, quando teoricamente esce il settimanale Zafferano. Intanto perturbazione in avvicinamento, in arrivo 4 giorni di brutto tempo, mangiate tanta polenta al calduccio e sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani scoppiano pneumatici a un aereo atterrato a Orio al Serio, chiuso lo scalo, danni a 450 metri di pista. Per quel che concerne il dorso di politica, Meloni che convoca ministri e servizi e sì della giunta del Senato a procedere contro Calenda per diffamazione aggravata, dato del mafioso a Mastella X tempo fa, andrà in aula. Si vedrà. Intanto noi andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo dal quotidiano di ispirazione cattolica Avvenire, Iran in stato di guerra, il titolo d'apertura. Perdono per tutti gli abusi, dice il Papa al Sinodo dei Vescovi, dobbiamo chiamare per nome i nostri peccati per essere credibili. Alla seconda sessione del Sinodo sulla sinodalità, un giuoco di parole. Il campo largo non esiste più, lo dice Conte, e poi vi segnalo dalla prima pagina di Avvenire il commento di Pietro Saccò sullo scacco cinese all'auto europea. Della globalizzazione non si può prendere solo quello che ci fa comodo, l'industria dell'auto europea lo sta sperimentando drammaticamente. Volkswagen, Stellantis, Mercedes, BMW sono stati costretti a rivedere al ribasso le previsioni 2024. Per almeno 30 anni le grandi case automobilistiche europee hanno fatto leva sulla forza dei marchi storici, su un fortissimo vantaggio tecnologico. Sono andate a costruire automobili dove costava meno, per rifornire i mercati locali come facevano da decenni e per produrre vetture da importare in patria. La separazione tra il marchio e il territorio di riferimento, cioè le regioni, le persone che ne avevano fatto la storia, vedi Torino, è stata presentata come una scelta moderna. L'idea dell'auto come complesso prodotto industriale, espressione di una terra e di una cultura, è stata abbandonata senza nostalgie. Si costruiscono le auto dove conviene farle e se la nuova 500 ha il disegno dell'auto protagonista del miracolo italiano, ma è un piccolo miracolo polacco perché esce dalla fabbrica di Tichy, il cliente se ne farà una ragione. Solo ai più ricchi è lasciato il lusso di fare gli schizzinosi. Chi spenderebbe centinaia di migliaia di euro per una Ferrari non prodotta a Maranello o una Lamborghini non costruita a Sant'Agata Bolognese, si domanda l'editorialista.
di Avvenire a proposito di automobili. Allo stesso tempo però il fascino dell'auto europea è ciò che ha permesso di sfondare nei nuovi mercati. Il rombo dei motori tedeschi che ha sedotto le decine di migliaia di nuovi benestanti in Cina. Il mercato cinese è stato così redditizio e i costi e le contingenze di produzione allettanti che quasi nessuna delle grandi aziende europee ha resistito alla tentazione di andare a costruire in Cina, accettando le condizioni poste dalla Cina. Su tutte l'obbligo di allearsi con partner locali per permettere lo sviluppo anche in Cina del know-how nella produzione di automobili. Le nostre auto possono essere esportate, non c'è alcuna differenza di qualità con quelle costruite fuori dalla Cina, diceva già nel 2010 Ulrich Walker, che era amministratore delegato di Daimler Northeast Asia. Qualche manager può aver pensato che si potesse andare avanti così per sempre. I grandi costruttori europei avrebbero continuato ad aprire fabbriche in tutto il mondo, trovando clienti sempre nuovi, abbattuto i costi, alzato i prezzi, aumentando gli utili e i dividendi per gli azionisti e i compensi per gli amministratori delegati. Qual è l'obiettivo di di una casa automobilistica se non il profitto? Qualche obiettivo alternativo però, scrive Pietro Saccò in prima pagina su Avvenire, potrebbe esserci. L'utile a fine mese e il compenso al manager sono l'ultima cosa che interessa ai rivali che le case automobilistiche europee hanno allevato in questi decenni. I nuovi marchi automobilistici cinesi, che ogni mese scaricano centinaia di migliaia di automobili elettriche e non nei porti del nord Europa, non cercano il profitto, vogliono prendersi il mercato. Dovevamo considerare questa variabile negli anni in cui i successi delle esportazioni di auto ci inebriavano. Le altre potenze dell'economia mondiale non funzionano secondo le nostre regole. Se vogliamo giocare la partita con loro, dobbiamo tenerne conto. Dovevamo farlo. Adesso il vantaggio tecnologico è tutto loro. I cinesi hanno visto, nel passaggio dai motori termici a quelli elettrici, un'occasione irripetibile per recuperare terreno rispetto a europei, giapponesi e americani. Ci hanno investito grazie a enormi finanziamenti statali, hanno preso il controllo delle materie prime per le batterie, hanno creato un sistema che permette di realizzare auto elettriche ibride, ma anche termiche, a prezzi che gli europei non sono in grado di proporre. Sembrano essere riusciti i cinesi, conclude Saccò, a reinventare l'auto di massa, nel momento in cui, con i listini lievitati molto più degli stipendi, la macchina per tutti sembra in via di estinzione. Andate a vedere quanto costa un'automobile del cacchio oggi, qualunque automobile del cacchio. Ce l'avremmo fatta anche noi europei se avessimo avuto gli stessi aiuti di Stato? Probabilmente no. Le nostre case automobilistiche, conclude l'editorialista di Avvenire, avevano già imboccato la strategia di salire di gamma, cioè produrre modelli più costosi che garantiscono maggiori margini, lasciando ad altri il mercato di massa. Ora altri sembrano più attrezzati per prendersi sia il mercato di massa che quello di gamma più alta. Dazi e tariffe sono una toppa, ma non salveranno l'industria da tutti i suoi sbagli. Bye bye automobile in Europa. Così lasciamo il quotidiano cattolico, andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. L'Iran attacca, scudo di Israele, il titolo d'apertura e le prime pagine sono tutte dedicate a questa questione. Pasdaran promettono vendetta in nome di Nasrallah, poi abbiamo il calcio, Inzaghi sarà interrogato e il campo largo che non esiste più. Dal Corriere al Fatto Quotidiano, in taglio alto la frase del giorno, addio accise scontate. Ora il diesel costa come la benzina verde, che me frega, io ho la benzina, stangata da 3 miliardi per gli automobilisti. Ricordate lo spot di Giorgia Meloni al distributore, che dovevano togliere le accise e diminuire il prezzo della benzina? Ma che ce frega, tanto ci avevamo... no, ce frega sì, a sto giro ce frega sì. Comunque, amen, fa niente, dimentichiamocelo che viviamo meglio. La rappresaglia dell'Iran buca lo scudo di Israele, racconta ancora il Fatto Quotidiano in prima pagina. Un attacco telefonato. L'Iran vendica Haniyeh e Nasrallah dopo aver avvisato gli Stati Uniti. Un morto palestinese e vari feriti. Poi c'è Assange, Julian Assange, Wikileaks, io libero perché ho patteggiato per giornalismo, eroico. Caso Emilia-Romagna, Giuseppe Conte, il campo largo non c'è più, e poi Proietti, sindaca di Assisi, PD Schleiniano, candidata in Umbria per il campo largo, ma senza Italia Viva. Fermare le armi, le banche che ci investono, un programma per l'Umbria, molto territoriale. Sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano c'è una cosa curiosa, divertente.
Un evento eccezionale a Merate, cittadina brianzola di 15.000 abitanti. Sta per arrivare un dipinto, niente poco di meno, del Gran Lombardo Caravaggio, direttamente dalla Galleria Nazionale di Palazzo Barberini. Non arriva al museo di Merate, in Brianza, o alla galleria, e neanche alla biblioteca. Il comune non lo ha chiesto, quel Caravaggio, che non era originario di Merate e non ha dipinto il quadro a Merate. Dunque, che cavolo c'entra il Caravaggio che da Roma, dal Museo di Roma, arriva a Merate, dalla Galleria Nazionale di Palazzo Barberini? C'entra con un politico, pensa un po', un Caravaggio per il centrista Maurizio Lupi, lo strano prestito del Ministero dell'Istruzione e della Cultura, da Roma alla Fondazione Politica, unica opera nella mostra di Costruiamo il futuro, ma dipinti così non si cedono a istituzioni importanti, si cedono a istituzioni importanti, no a Merate. Cosa volete che conti Merate? Cosa c'entra Lupi? Non l'ho capito bene, però insomma è un bel titolo, è interessante. Il Caravaggio ce lo porta Lupi in Brianza e noi lo ringraziamo, peraltro, noi brianzoli doc. Mentre boss e affari al bar di Lucci con gli ultra, il rapper, bla bla bla, Marco Travaglio si occupa di innocenti invasioni, non evasioni. Massima solidarietà ai colleghi titolisti che da 31 mesi chiamano invasione l'invasione della Russia in Ucraina e ora non sanno come chiamare quella di Israele in Libano, se no poi dovrebbero chiedere sanzioni economiche, commerciali e militari contro Tel Aviv, invii di armi al governo libanese aggredito contro l'aggressore israeliano, da bombardare anche sul suo territorio, sempre per legittima difesa, ci mancherebbe. Accusare chi si oppone di voler spianare la strada al nuovo Hitler, come quel pappamolla di Chamberlain a Monaco 1938. Paragonare le milizie libanesi alla resistenza antifascista. Reclamare il sequestro degli asset israeliani nelle banche occidentali, l'ostracismo globale per scrittori e artisti israeliani vivi e morti, giornalisti, fotografi, direttori d'orchestra, soprano, calciatori, tennisti, atleti olimpici e paralimpici, docenti, ricercatori e giù giù fino ai gatti, tutti agenti di Netanyahu. E poi bandire tutti i siti e i social della stampa israeliana, dare la caccia agli hacker, troll e hater israeliani che a suon di fake news truccano tutte le elezioni dell'orbe terracqueo a vantaggio dei complici di Bibi Netanyahu. Troppo complicato, molto più semplice chiamare l'invasione con un altro nome. Sarcasteggia in prima pagina sul Fatto Quotidiano il direttore Travaglio. Il giornale, andiamo a vederlo subito, apre con l'Iran che entra in guerra, i vertici di Israele che preparano la vendetta, vinceremo. Mike Pompeo, ex segretario di Stato statunitense, come editorialista del giornale si occupa di 23 anni fa, la minaccia dimenticata, un gruppo di terroristi, quasi 3.000 persone uccise a New York, Pennsylvania, Pentagono, vicino a Washington, l'11 settembre del 2001. In prima pagina sul giornale c'è poi il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, che è intervistato. Parla di odio senza freni nei cortei antisemiti, nei cortei e sui media c'è un odio senza freni contro gli ebrei, dice il rabbino capo di Roma. Conte dice addio al campo largo, Santanchè si ricompra la sua concessionaria Visibilia, il tribunale ha detto sì all'aumento di capitale, e poi il caso degli 007 italiani avvelenati con un liquore in Tunisia, se ne occupa Felice Manti a pagina 18 del giornale, vedremo un articolo anche su Repubblica. C'è la recensione di Luigi Mascheroni nella sua rubrica Giù la maschera, intitolata Siamo Omo o Generali, della nuova puntata, della prima puntata del nuovo programma di Massimo Giletti su Rai 3. Non è andata benissimo come talk, ma come show impagabile. Il confronto fra l'attivista ed ex fidanzata di Berlusconi Francesca Pascale e il generale politico Roberto Vannacci. È stato questo il botto, diciamo così, la roba straordinaria che ha fatto il gilettone. La prima, cioè Pascale, ha fatto diventare simpatico il secondo, cioè Vannacci, e il secondo ha fatto sembrare meno inconsistente la prima, cioè Pascale. L'ha chiamata più volte Pasquale, il generale Vannacci, un po' come faceva Emilio Fede quando storpiava i cognomi, no? E poi faceva finta di essersi confuso, un po' farbacco. Il clou della surrealtà è stato quando la Pascale, o Pasquale come l'ha chiamata Vannacci, una che è stata prima compagna di un uomo e poi moglie di una donna, con raro senso per i luoghi comuni, ha detto a Vannacci che la sua ossessione per l'omofobia
riflette un'omosessualità repressa. Come dire che gli ossessionati dal fascismo sono fascisti repressi. Ma poi Vannacci, noto per il suo equilibrio, ha esortato la Pascale o Pasquale a moderare le parole. Va bene, commenta Mascheroni da par suo. La Pascale è una piddina che ce l'ha fatta e Vannacci un Salvini che si farà. Lei con l'arroganza degli impreparati ha fatto passare lui per il padre del ragazzo di American Beauty. Lui, con la severità dell'uomo di comando, l'ha rimandata da aspirante leader del campo largo ai campi di Friarielli. Ah, curioso, nota Mascheroni in tema di etnicismo parapadano. Arrivano tutte da lì. Noemi Letizia, Napoli, Carfagna, Salerno, Maria Rosaria Rossi, Caserta, Boccia, Pompei, Pascale, Napoli. Nessuna dal Friuli. Strano. Per il resto sappiamo già come andrà a finire con questi miracolati. Lui ce lo ritroveremo ministro e lei, la Pasquale, pure. Così conclude Luigi Mascheroni in prima pagina sul giornale. Poi Francia, governo shock, subito la patrimoniale. Meno male che non siamo francesi. La questione delle tasse domina il primo discorso del neo premier Michel Barnier, che senza un programma esplicito in carica da 26 giorni si è presentato in Parlamento, ha avuto l'ideona, la patrimoniale, per risanare i conti pubblici francesi. Il Tempo di Roma apre invece con qualcosa che riguarda da vicino la Lega, poi lo vediamo in dettaglio nei 3 articoli che gireranno sul fantasmagorico sito di radiolibertà.net. Così nasce il dossier sui 49 milioni alla Lega, nel mirino degli spioni. Nelle carte di Cantone la prova della manina di Striano e compagnia bella per colpire Salvini dopo l'esploit elettorale. Le inchieste sui fondi partite da segnalazioni illegali sulle quali si costruisce il caso. Vedremo come gli spioni c'entrano coi 49 milioni alla Lega, che erano in realtà i fondi di rimborso elettorale che tutti i partiti hanno preso a seconda dei voti che avevano ricevuto e che erano regolarmente previsti dalla legge. Per malversazioni di minimo impatto si è fatto il calderone, 49 milioni tutti da ridare. Complimentoni. Intanto Conte strappa, il campo largo non c'è più, una terrorista palestinese che dirottò 2 aerei va in cattedra alla Sapienza, niente di strano, Mastella mafioso e la sinistra si unisce per mandare a processo Carlo Calenda. La regione Lazio blocca i rincari degli autobus e il direttore del Tempo, Tommaso Cerno, si occupa degli spioni e della Lega. Come se ci si trovasse catapultati in una fiction, il leader della Lega Salvini, scrive il direttore del Tempo, può impugnare il telecomando e tornare indietro in quella strana storia che il Carroccio e il capitano si portano cuciti addosso i famosi 49 milioni di euro. Tornare indietro nel romanzo Viminale, mentre Salvini è ministro degli interni, per rileggerlo e scoprire il trucco. La manina, cioè, di Striano e compagnia, gli spioni, dietro il minuzioso lavoro di dossieraggio che mette in fila i fatti come una sceneggiatura mossa da altri, protagonisti e tempi quelli del pool di spioni. E anche in questo caso, scrive Tommaso Cerno, non perché sia nostra fissazione, ma perché il suo silenzio è tutto fuorché oro, il capo dell'allora direzione antimafia superiore del finanziere indagato è, indovinate un po', Federico Cafiero De Rao, querelatore del nostro quotidiano Il Tempo, passato armi e bagagli nel 22 dalla magistratura inquirente al Parlamento a 5 Stelle come stipendio e come partito, e siede oggi nella commissione che dovrebbe domandare proprio a lui cosa mai stesse facendo mentre decine di accessi illeciti che i suoi uomini collezionavano uscivano dai suoi uffici. Eppure niente, l'ex PM se ne sta seduto in poltrona come nulla fosse, a dirci che nulla sapeva neanche di questo ennesimo dossier. Lasciamo Il Tempo, andiamo a Repubblica. La vendetta dell'Iran è il titolo d'apertura, poi il campo largo e 1 milione di euro il giro d'affari dei capi ultras a Milano. La Stampa di Torino, Iran-Israele, adesso è guerra, il titolo principale, poi Imperia, conflitto di interessi sull'acqua, ora Scajola rischia la poltrona di sindaco, Scajola quello della casa a sua insaputa, eh sì, ho comprato una casa vicino al Colosseo a Roma, ma a mia insaputa, mica lo sapevo io. E sono cose incredibili, ma vere. Mancano i soldi e i decreti per i tagli delle liste d'attesa. Sanità, altra promessa, Cipri Merlo. Vi ricordate la promessa di tagliare le liste d'attesa? Eccola qua, mancano i soldi, mancano i decreti attuativi e per i tagli delle liste d'attesa ci tocca aspettare ancora un po'.
C'è poi l'intervista, va consolato il dottor Bassetti, il celeberrimo virostar dell'epoca della Covid, ve lo ricordate, il professore di Genova. Gli italiani sono in fuga dai vaccini, qua non si vaccina più nessuno, dice il professor Bassetti, preferiscono mettersi in malattia. Consoliamo il professore vaccinatore. Ve la ricordate la performance dei tre personaggi lì? Non erano purtroppo in cerca d'autore, ma l'autore e anche la partitura e la sceneggiatura l'avevano trovata, e come? I tre virostar, compreso il Bassetti, che cantavano sotto Natale sì sì sì, vacciniamoci. Prova a cercarlo su YouTube, carissimo Francesco in regia. La canzoncina dei tre professori erano Pregliasco, se non sbaglio, Bassetti, l'altro celeberrimo, quello che si è fatto il villone a Padova, come si chiamava? Diventato anche deputato del PD, ma è famosissimo, insomma, quei tre lì che cantavano sì sì sì, vacciniamoci, bla bla bla. Che bello. Andrea Crisanti era il terzo del terzetto, diciamo. Vacciniamoci, sì, 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 ma qua non si vaccina più nessuno. Gli italiani sono in fuga dai chissà perché. Chissà perché. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa va il campo largo, Conte e tutto il resto. Il capo della Marina italiana, attenzione, siamo pronti a tutto. Questa qui è un'affermazione da far correre la pelle a guisa di cappone. Il capo della Marina, siamo pronti a tutto. Mi viene la pelle di cappone, come si dice. Enrico Credendino, ammiraglio, capo della Marina italiana, capo di Stato Maggiore. Siamo preparati ad affrontare l'escalation bellica, la guerra, ma l'industria acceleri la fornitura di armi. Interverremo se necessario e dove richiesto a livello politico. Il mondo è cambiato. Nel Mar Rosso abbiamo fatto fuoco contro bersagli nemici per la prima volta dal 1945. Ciumbia, verrebbe da dire. Questo qui la guerra la vuol fare veramente, no per finta. Per un paese marittimo come il nostro è essenziale che tutti i mari siano sicuri, tranne che per gli aspiranti profughi. Conosciamo meglio Marte che i nostri fondali. Dobbiamo evitare attentati ai cavi di internet, quelli gestiti dalla Fu Telecom e dai servizi segreti. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa cosa c'è di interessante? Il governo dei condoni, 20 in 2 anni, magari, il piano di bilancio di Ursula von Meloni, bla bla bla. Molto bla bla bla, da Inzaghi a Zanetti interconnection e poi, c'è una roba importantissima, la consorte del miglior cane da guardia del potere che abbiamo in Italia, cioè Enrico Mentana, la consorte Francesca Fagnani, si occupa della malavita nel calcio, tollerata da sempre, è un argomento di eccezionale interesse e anche di eccezionale originalità. La malavita nel calcio è tollerata da sempre, ci spiega la consorte di Enrico Mentana, e noi non lo sapevamo mica. La Verità apre la sua prima pagina con l'azzardo finale dell'Iran, che ora è in guerra con Israele, la destra che vince su immigrati, green e tutto il resto perché la sinistra l'ha sbagliato tutto, scrive il direttore Maurizio Belpietro, le carte del calcio marcio, ombre sui calciatori, sui giocatori, anche questo non lo sapevamo, e poi la sponda di Renzi e del PD per dare l'auto ai francesi. L'ex premier Renzi è sponsor di un'operazione che porterebbe ciò che resta della Fiat in braccio alla Renault. Già c'era la Peugeot. Ad ogni modo, Lashline è l'unico segretario di partito che non ha chiesto ai vertici Stellantis di riferire in aula sulle mosse dell'azienda. Vuoi vedere che la gatta ci cova? I russi hanno sfondato nel Donetsk, gli ufficiali ucraini dicono trattiamo, e poi il patto tra Meloni e BlackRock. Talora il mondo della finanza non fa così schifo. Ciao verde, si va su nucleare e infrastrutture, quindi ora BlackRock molto buono a giocare di sponda con governo Meloni. Prima schifoso, ora buono. L'incontro con Fink, Larry Fink, il Chief Executive Officer a Palazzo Chigi. Quelli hanno la grana, quindi la grana serve a noi e noi diventiamo elogiatori di quelli che prima disprezzavamo a parole. Nei fatti contano invece perché sono bravi, belli e buoni e hanno tanti bei soldini.
E poi basta green, adesso andiamo sul nucleare, le infrastrutture, quindi roba buona, bella e di destra. Conte seppellisce il campo largo, non esiste più. Il Movimento 5 Stelle è incompatibile, bla bla bla. Sono 7 i bimbi trans finiti nel laboratorio segreto, ma il rettore fa lo struzzo. Parliamo dell'Università di Roma 3 e il laboratorio per bambin asterisco trans. Peggiore del buco la toppa del rettore, si contraddice, ammette che l'intento dell'università era tenere tutto segreto e ignora cosa sia successo sabato quando sono stati trattati 7 bimbi. Qui la gatta non solo ci cova, ma ci ha già covato alla grande. Libero mette in apertura in prima pagina la pallottola spuntata dell'Iran, secondo fallimento degli Ayatollah. Intanto chiedo alla regia di mettere un brano musicale perché mi sono dimenticato di fare una cosa importante per cui abbiamo bisogno di un po' di musica. Vedo se riesco a fare questa cosa importante per le 8, no? Facciamo un bel 5 minuti di musica, di quella buona però, eh. Se riusciamo a scatolarla dentro il calendario musicale di oggi, caro Francesco, te ne sono grato, ma roba di qualità, capito? Non Oggi è il robè. compleanno di Sting. Oggi è il compleanno di Sting, sì dai, può andare, può andare, è una robetta ma può andare. Cose per signorine. Diciamo così, il calcio è uno sport non è uno sport per signorine, Sting è per signorine. Quindi, vabbè, sì, va bene, dai, ci faccia passare per buono. In ogni caso, vediamo la prima pagina di Libero, giusto appuntamente, la pallottola spuntata dell'Iran. Secondo fallimento degli Ayatollah. Teheran lancia più di 200 razzi su Israele. L'unico morto è un palestinese. La risposta nella notte è nel mirino anche l'impianto nucleare del regime islamico. Daniele Capezzone commenta l'assalto agli ebrei verso il 7 ottobre con gli antisemiti a briglia sciolta. Mario Secchi, ora l'obiettivo è abbattere la teocrazia, scrive il direttore di Libero. Allarme auto elettriche, si rischia l'incendio. A Milano una 500 ha preso fuoco. I casi si moltiplicano, ritirate 150.000 Jeep ibride. Negli Stati Uniti crollano le vendite Stellantis. Tavares è stato chiamato in Parlamento a raccontare un po' di balle, tanto quelli poi fanno finta di crederci o non crederci, è tutta una sceneggiata. Immatricolazioni a picco, a settembre calo del 10,7%, ma Stellantis fa peggio, crollo delle vendite di Stellantis del 33% in meno. Il mercato delle quattro ruote non riparte, il gruppo italiano, si fa per dire, prolunga la cassa integrazione a Mirafiori fino a novembre. Altra grana, il Lingotto richiama 200.000 Jeep ibride perché Etach and Föck prendono fuoco. Mentre sempre dalla prima pagina di Libero, cosa c'è ancora di stimolante, di eccitante? Il pezzo di Pietro Senaldi, il campo largo, che manda Calenda alla sbarra, via libera a processo perché diede di mafioso all'onoratissimo sindaco di Benevento e già pluriministro Clemente Mastella. E poi sempre dalla prima pagina di Libero, ex terrorista parla alla Sapienza, Francesco Storace la commenta, al Papa fu impedito, mentre questa qui può parlare. Francesco Specchia, il giallo degli 007 italiani avvelenati in Tunisia. E poi l'ultima follia, le quote mamma. Il delirio a Milano. A pagina 14 andiamo a riscoprire di che si tratta. Dalle quote rosa alle quote mamma. Che il sistema delle quote, scrive Massimo Sanvito, fosse una stupidaggine folle era scontato. Quando si ragiona per imposizione si discrimina. Lunedì sera il Consiglio Comunale di Milano stava discutendo un emendamento PD che chiedeva di alzare a 7 da 6 il numero delle donne componenti la Commissione Paesaggio. Un esponente di Forza Italia, Deborah Giovanati, ha preso la parola, ha detto: non vorrei essere presa con ilarità, ma sempre più ascoltiamo intellettuali e politici che si pongono la domanda: cos'è la donna? Come facciamo a definire una donna? Voi riuscite, colleghi, a definirmi cos'è una donna? Ha premesso la consigliera comunale di Forza Italia a Milano, Deborah Giovanati. Se vogliamo approvare una modifica del regolamento, voglio la garanzia che le 7 componenti siano donne. Per me l'unica certezza è che una mamma è una donna, per cui chiedo che le 7 donne siano mamme, così nessuno può porlo in dubbio. Dato che questa maggioranza è sostenuta da persone che dicono che la distinzione tra i sessi non esiste più, voi state facendo un'operazione antiquata, ha detto giustamente, giustissimamente la consigliera Giovanati. Sicuramente una mamma e una donna, allora introducete che le 7 donne siano mamme. È venuto fuori un casino incredibile su questa storia qua.
Così abbiamo visto libero, adesso andiamo in pausa per 4 minuti con roba per signorine, Sting. No, no, questa me la rimangio, non era assolutamente roba per signorine, questa è roba bella, roba bellissima e anche il testo era veramente delizioso. An Englishman in New York, Sting che nasceva oggi nella mitica Gran Bretagna e questo qui era veramente un bel pezzo, non c'è niente da dire. Mi rimangio la mia ignobile definizione e andiamo a vedere la prima pagina del Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, che apre con il crollo della domanda di robot. Non solo crollano le vendite di Stellantis, ma anche le macchine utensili. Secondo le stime di UCIMU nel 24 è previsto un crollo del 25,9%. Gli incentivi di transizione 5.0 operativi da agosto non decollano. Crolla la domanda di macchine utensili e robot. Riforma degli incentivi, mai più bonus automatici. È quanto emerge dalla bozza codice degli incentivi, la quale introduce l'obbligo per le imprese di trasmettere comunicazione preventiva per le agevolazioni. Mai più bonus automatici. Monitoraggio del Ministero del Tesoro per evitare scostamenti. Aiuti legati alle polizze catastrofali. Altre spese per le imprese, fa anche rima.
questo si prometteva il contrario, non importa, dimenticatevi tutto. Le promesse sono puttanate, dimenticatevele. Conta sempre la realtà. Dalla prima pagina del Foglio, questo Papa non piace più, scrive Matteo Mazzuzzi, da grande leader della sinistra, lo aveva detto Massimo D'Alema, a faro dei miscredenti un po' woke, Francesco è diventato il simbolo dell'oscurantismo. Sono bastate le sue sparate su femminismo, frociaggine e aborto. Tempi duri per Papa Francesco. L'Iran prova la Pearl Harbor israeliana, titola ancora il Foglio in prima pagina, un attacco con 180 missili balistici per nascondere la propria debolezza e reagire al collasso di Hezbollah. Ma è un azzardo molto oltre le capacità iraniane. Israele dice siamo pronti alla resa dei conti. Dalla prima pagina del Foglio, cosa c'è ancora da segnalare? Cose minime, lo stato di Giletti, la RAI di Giletti, il pezzo molto gustoso di Carmelo Caruso, la RAI di Giletti si fa battere da Augias, pensa un po', produzione esterna, costi altissimi per la trasmissione del Gilettone. È lo stato delle cose della RAI e di Massimo Giletti. Sbarca su Rai 3 come San Gerolamo nello studio, promette di fare servizio pubblico e cultura, ma il pubblico lo guadagna la 7, la rete che Giletti lo avrebbe cacciato perché, dice lui, stavo toccando cose che non si devono toccare. Si è convinto di essere Mauro De Mauro del quotidiano L'Ora di Palermo e nessuno gli getta il secchio d'acqua salutare per svegliarlo fuori questo qui. Al posto di una limonata la Rai gli offre la prima serata anziché lasciargli digerire la peperonata mafia caso Baiardo. La Rai gli consegna le chiavi del ristorante per impiattare TV da incubo. Il nuovo amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, al suo primo giorno da amministratore si presenta con un talk spaventoso, con Giletti, il cervello di ritorno, strafinanziato perché, sentite qua la cifra, tanto paghiamo noi, paga chi paga il canone, paga Pantalone comunque perché la Rai è roba pubblica. Sapete quanto costa una puntata di Giletti? Cifra mai smentita? Oltre 350.000 euro. Secondo voi quante buone cose si possono fare alla settimana con 350.000 euro? Nostri, pubblici? 350.000 euro. Questi qua, quando vanno in televisione, devono avere un bel cartello al collo, ma grande, eh? Vi ricordate Marco Pannella quando andava in TV con il cartello al collo e il bavaglio? Ecco, se andassero col bavaglio e lo scotch sulla bocca sarebbe ancora meglio, secondo me, modesto telespettatore. Però, insomma, non potendo pretendere questo, andassero in TV con un bel cartello, stile Pannella anni 70, inizio anni 80, un cartello al collo con scritto sopra quanto prendono, quanto guadagnano e quanto costa una puntata delle loro fantastiche, bellissime, meravigliose trasmissioni nel complesso. 350.000 euro. Secondo voi, se il signor Giletti si fosse presentato in TV con un bel cartello con su scritto questa puntata che voi state vedendo costa 350.000 euro, che sarebbe successo? Che reazione avrebbe avuto il pubblico medio che l'avesse pochissimo perché è meno del 5%? L'ha battuto Corrado Augias in termini di ascolti, che è tutto dire. 102 anni, il vorace Augias ha battuto il voracissimo Giletti. Comunque lasciamo la prima pagina del Foglio con l'Andreas Version di Andrea Marcenaro, sussurri maliziosi, bugiardi e non credibili. Con questo comunicato congiunto e durissimo, esercito israeliano, IDF, Mossad e Shin Bet servizi di Israele hanno definitivamente smentito alcune voci secondo cui Hassan Nasrallah, estratto dal cratere provocato dalle bombe israeliane, avesse ancora a braccetto Massimo D'Alema. Ve lo ricordate che andava a braccetto Massimo D'Alema con Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah? Ebbene, Israele ha smentito che dopo averlo ucciso nel cratere provocato dalle bombe di Israele ci fosse ancora a braccetto di Nasrallah Massimo D'Alema. Non c'era Massimo D'Alema, si è salvato. Lasciamo il Foglio, andiamo a vedere anche il manifesto del quotidiano comunista, Escalation per l'inferno, è il titolo d'apertura sulla questione della guerra Iran-Israele e l'allargamento.
Conte che affonda il campo largo. Oggi tutti si occupano di questa roba molto importante per la politica italiana e noi andiamo a dare un'occhiata anche, a proposito di politica italiana, al Domani dell'editore svizzero Carlo De Benedetti. Intervista al presidente del PD Stefano Bonaccini. Attenzione, tenetevi forte, i veti di Conte sono inaccettabili, sentenzia, urla Bonaccini. Così facciamo il giuoco di Giorgia Meloni. Dice l'eurodeputato, nonché già presidente Emilia-Romagna e leader dei riformisti Dem. In Emilia-Romagna Italia Viva è al governo con noi, 5 Stelle no. Non si fa un'alleanza sui nomi, ma sui contenuti. Vincere in 3 regioni serve a tutti i progressisti. Capito? E intanto lasciamo la prima pagina, anzi la non prima pagina, ma la prima cosa del Domani per andare a Italia Oggi. Qui ci si occupa di Paperoni, le tasse raddoppiate per loro. Per gli stranieri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, l'imposta sostitutiva passa da 100 a 200 mila euro, lo prevede il decreto Omnibus approvato ieri dal Senato. In taglio alto, Filippo Merli negli Stati Uniti, questa è una notizia interessante, negli Stati Uniti è record di senza tetto a causa dell'immigrazione e dell'alto costo degli affitti. In prima pagina ancora sul quotidiano mirabilmente diretto da Pierluigi Magnaschi, Roma rinuncia agli accertamenti 2023 sull'imposta di soggiorno e spedisce ai cittadini migliaia di inviti alla compliance, cioè fate i bravi voi, e diritto e rovescio, il corsivo del direttore Magnaschi. In prima pagina, dopo la rivoluzione del 1979, Khomeini proclamava i 3 obiettivi principali della teocrazia iraniana: distruggere Israele, prendere possesso dei luoghi sacri in mano ai sunniti o agli ebrei e diffondere l'Islam in tutto il mondo. Una prospettiva di rinascita che galvanizzò per anni migliaia di fanatici in Medio Oriente e in Europa. I 3 obiettivi erano chiari: distruggere Israele, come distruggere gli ebrei, del resto è scritto nel Corano, niente di strano, prendere possesso dei luoghi sacri in mano ai sunniti o agli ebrei, diffondere l'Islam in tutto il mondo. Sono cose coranicamente correttissime. Sono bastati pochi colpi ben assestati da parte dell'esercito di Israele per dimostrare la fragilità di questa illusione. Dopo aver messo fuori gioco Hamas, in pochi giorni Israele ha disarticolato il più importante braccio armato dell'Iran, Hezbollah, e messo sull'avviso gli Houthi, Yemen. Ora, di fronte allo strapotere militare di un paese con meno di 10 milioni di abitanti, l'Iran è pure caduto nella sua trappola e con i missili lanciati ieri sera darà a Gerusalemme la scusa per impartirgli una dura lezione. La rivoluzione islamica è finita, era solo un bluff e speriamo che abbia 100.000 volte ragione il direttore Magnaschi su questo punto. Nel frattempo, cose un po' curiose prima di andare al trio di articoli per il sito di Radio Libertà. Cose un po' curiose, nuovo codice della strada, l'ultimo schiaffo di Forza Italia a Salvini, scrive Repubblica. Dopo autonomia e ius scholae, cittadinanza per gli immigrati, è scontro sulle norme volute dal Ministero di Salvini. Non bastassero gli scorni su autonomia, ius scholae, il voto austriaco, von der Leyen bis, Lega e Forza Italia rischiano il testacoda anche sul nuovo codice della strada, che è uno dei fiori all'occhiello di Salvini. Infatti Salvini sperava di chiudere la pratica entro poche settimane, che il Senato si limitasse a ratificare quanto già approvato alla Camera, e invece Forza Italia si è messa di traverso. Nella Commissione Lavori Pubblici del Senato ha presentato 60 emendamenti che smonterebbero un pezzo importante della riforma del codice della strada salviniana. La mossa ha innervosito i colonnelli della Lega e dopo giorni di tensioni, per provare a limitare i danni, hanno organizzato i leghisti pochi giorni fa un faccia a faccia tra Salvini e il capogruppo di Forza Italia in Senato Gasparri. Pace fatta? Ancora no, si tratta. Per quanto concerne poi i rapporti tra Forza Italia e Lega, ne parla anche il presidente della giunta regionale del Piemonte, Alberto Cirio. La Lega alimenta le paure, noi, gli eredi di Berlusconi, puntiamo al 20%, così riassume Repubblica. Tajani rassicura, è l'uomo giusto nel posto giusto al momento giusto, osserva il presidente del Piemonte. Dobbiamo molto al nostro leader, alla famiglia Berlusconi. Non vuol dire che la famiglia Berlusconi detti l'agenda a Tajani. Obiettivo 20%, dice il presidente del Piemonte. Per quanto concerne invece la questione che si può definire donna solo chi è mamma, questa qui è veramente bella. In Consiglio Comunale a Milano finalmente una cosa interessante.
Deborah Giovanati, consigliera comunale di Forza Italia, racconta il Corriere della Sera, cronaca di Milano, pagina 5, si rivolge all'aula del comune, Palazzo Marino. A sollecitare la sua provocazione, la domanda è: cos'è una donna? Si chiede e chiede in aula in consiglio comunale la consigliera Giovanati. A sollecitare la provocazione il nuovo regolamento Commissione Paesaggio. Il provvedimento si propone di aumentare il numero dei membri da 11 a 15 e prevede che almeno il 40% dei posti sia garantito a chi ha minore rappresentanza, cioè donne in questo caso. Come riuscite a definire gli uomini e come le donne? Chiede la consigliera Giovanati. Dato che questa maggioranza è sostenuta da persone che dicono che la distinzione tra sessi non esiste più, se vogliamo approvare una modifica del regolamento voglio la garanzia che le 7 componenti siano donne. E come facciamo ad essere sicure che siano donne? Per me l'unica certezza, ha detto Giovanati, è che una mamma è una donna. In aula si alza la protesta. E allora chi non è madre non è una donna? Le gridano. Giovanati prosegue. Chiedo che le 7 donne della commissione siano 7 mamme, sulla base del criterio che nessuno può porre in dubbio. La definizione della consigliera non mette d'accordo. È un'affermazione da medioevo, dichiara il sindaco Beppe Sala, che sulle questioni importanti c'è sempre. A parti inverse si chiede: io che sono uomo e non ho potuto avere figli, mi devo sentire meno uomo? E questa è una domanda che può essere risoluta, la cui risposta può essere data solo da lui, da Illo. Per il PD le dichiarazioni di Giovanati sono deliranti. Per essere sicuri che una persona sia donna deve essere madre, scrive sui social Beatrice Uguccioni, capogruppo del PD in Consiglio Comunale. Ma questa questione qui la riprenderemo, e come se la riprenderemo? Da par nostro, magari anche con l'ottimo, squisito, eccezionale, inarrivabile amico e collega Carlo Cambi. Gli scorretti 9, 38, 39, 40, giù di lì questa mattina. Intanto vi segnalo tra le cose belle e interessanti, a proposito di commenti, Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7, a pagina 2 di Italia Oggi. Semplificazione, anche qui la promessa non le ha fatte tutti, a dire il vero, non solo questi qua che governano adesso, le hanno fatte tutti: semplificazione, meno tasse, bla 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 bla. È appunto bla 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 bla, una parola al vento, scrive Marino Longoni, la semplificazione che serve purtroppo a complicare la vita della gente. Semplificazione fiscale e amministrativa, parola d'ordine di tutti i partiti e ormai da qualche decennio, no da poco. Come gesto simbolico si è arrivati anche ai roghi. Vi ricordate il ministro Calderoli che bruciava in piazza alla Gazzetta Ufficiale le abrogazioni? Tutto inutile. La cronaca quotidiana continua a mostrare contorcimenti legislativi da teatro dell'assurdo. Ieri Italia Oggi titolava in prima pagina "Tormentone super bonus", perché un provvedimento che avrebbe dovuto rilanciare l'attività edilizia non ce la facciamo, non facciamo in tempo a leggere tutto, dobbiamo andare di corsa. E allora, semplificazione, una cazzata, non esiste, non c'è, una parola al vento, scrive giustissimamente Marino Longoni. Il professor Luigi Curini invece si occupa di quelli che hanno la competenza, oltre che la puzza sotto al naso, e il loro senso di superiorità è mal posto, però, secondo il professor Curini. La sensazione di superiorità dei competenti può rivelarsi un boomerang. Lo abbiamo visto anche durante la pandemia e lo osserviamo ogni volta che c'è qualche importante evento da discutere, specie se qualcuno ha una connotazione scientifica o anche quando una elezione è alle porte. I competenti, hai capito? Questi qui che la sanno lunga soltanto loro. Lasciamo con questo bellissimo, peraltro, articolo Italia Oggi e andiamo adesso ai 3 articoli che gireranno sul sito di Radio Libertà immantinente, radiolibertà.net. Il primo è di Rita Cavallaro e Dario Martini sul Tempo. Gli spioni, il Lega Gate, così hanno confezionato i dossier per montare le inchieste sui 49 milioni. Pagina 6, Il Tempo di stamani. La manina degli spioni sulla Lega per montare le inchieste sui 49 milioni di fondi elettorali. Nelle carte della Procura di Perugia c'è un dossier denominato Lega Nord, che parolaccia Nord, confezionato dopo l'esploit di Matteo Salvini alle politiche del 4 marzo del 18 e acquisito agli atti dal procuratore Cantone, con una richiesta inviata al procuratore Melillo, il numero 1 della Direzione Nazionale Antimafia, che fin dal suo arrivo aveva rilevato il colabrodo delle SOS, cioè le segnalazioni di operazioni sospette, all'epoca del predecessore Cafiero De Rao, oggi parlamentare 5 Stelle. Si tratta di una relazione, il dossier denominato Lega Nord, una relazione del gruppo comandato dal finanziere Pasquale Striano,
responsabile del verminaio di intrusioni illecite al sistema analisti sui politici di centrodestra. Una relazione trasmessa al supervisore Antonio Laudati, l'ex pubblico ministero indagato in concorso con Striano. E poi il tutto è stato dato ai 3 giornalisti di Domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti. Tutti sono indagati per accesso abusivo a banche dati e rivelazioni di segreto. Striano e Laudati rispondono anche di falso e abuso d'ufficio, perché secondo l'accusa avrebbero preparato atti di impulso indicando falsamente l'origine delle investigazioni nella richiesta di apertura dei dossier pre-investigativi che il procuratore capo disseminava poi ai magistrati d'Italia per avviare fascicoli. Tra i dossier inviati alle procure di Bergamo, Milano, Genova e Roma quando Salvini era ministro dell'Interno nel governo Conte I, c'è appunto la relazione del gruppo di Striano in cui viene delineata la cronistoria di quell'inchiesta sui 49 milioni della Lega, partita non appena il segretario del Carroccio fu designato ministro e l'attenzione mediatica giudiziaria su Salvini era alle stelle. Non è un caso che la prima SOS, segnalazione operazione sospetta ritenuta illegale, setacciata da Striano e inviata a Giovanni Tizian per il settimanale L'Espresso, settimanale che aveva avviato l'inchiesta giornalistica contro la Lega, riguardi Angelo Lazzari, definito il manager dei misteri finanziari della Lega. Un nome contenuto nel rapporto del gruppo SOS, il gruppo segnalazione operazioni sospette di Striano, la squadra che sotto il comando di Striano ha controllato decine di nominativi leghisti e società, tra cui Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba, rispettivamente direttore amministrativo e revisore legale del gruppo Lega Salvini Premier alla Camera e al Senato. Manzoni e Di Rubba, 2 pedine fondamentali per gli interessi delle operatività economiche e finanziarie del partito Lega Nord, scrive Striano, il quale, nell'oggetto del dossier, indica approfondimenti, elementi informativi provenienti da una FIU estera. FIU non so cosa voglia dire, ma comunque l'investigatore specifica che l'origine degli accertamenti finanziari arrivava da una segnalazione estera proveniente dallo staterello di San Marino, che l'unità di intelligence finanziaria avrebbe mandato alla direzione investigativa antimafia il 29 agosto di quell'anno, cioè presumo del 2018, sì, 2018, indicando una serie di elementi informativi su dei nomi, partendo da un input giornalistico, notizie e stampa, riguardanti flussi finanziari correlati al partito politico Lega Nord, apprendendo dalle stesse di un possibile collegamento che tali flussi, scrive lo Striano nel suo dossier, avrebbero con una società fiduciaria lussemburghese non meglio specificata, riconducibile all'ex presidente del consiglio d'amministrazione della Banca di San Marino denominata CIS SPA. Spuntano dunque, scrive il Tempo, io non ci ho capito un tubo, ma comunque spuntano dunque i nomi degli attenzionati dagli spioni, Manzoni e Di Rubba, proprio quelli oggetto degli accessi abusivi di Striano e i cui documenti sono stati inviati ai giornalisti. La relazione prosegue intrecciando conti e flussi di denaro, ma riguardo all'ipotesi del collegamento possibile con la fiduciaria, sottolinea che la FIU, la società fiduciaria straniera, tiene a precisare che dall'analisi delle trascrizioni registrate sui rapporti di conto corrente dei predetti soggetti, le stesse movimentazioni non apparirebbero correlate ai fatti appena ipotizzati. Cioè quei due lì non c'entravano, le movimentazioni non c'entravano con Di Rubba, Manzoni, 49 milioni, Salvini. Quindi? E il sugo dove sta? Io mica l'ho capito. Insomma, non è chiaro, scrive il Tempo, su che basi sia partita la segnalazione da San Marino, perché viene riportata quale origine generiche notizie stampa. Ma si scopre che alcune segnalazioni su operazioni sospette finite sotto la lente di Banca Italia sarebbero state attivate dalla Procura di Genova in data 26 marzo 2018 e successivamente in data 12 giugno 2019, data quest'ultima in cui l'allora procuratore De Rao aveva trasmesso il dossier Lega. Nel momento di massimo accerchiamento di Salvini, che con la sua politica da ministro dei porti chiusi era sotto attacco politico, mediatico e giudiziario, e quando l'ex capo dell'Associazione Magistrati Palamara diceva in chat a un collega che anche se Salvini non sbagliava, bisognava comunque attaccarlo. Questo racconta oggi il Tempo. Vedremo se c'è più sugo, perché di sugo qua io ne ho visto poco, se non che questi qua spiavano la Lega.
che non è una notiziona incredibile finora per come dà, perché naturalmente chi dà fastidio viene attenzionato, però il punto è capire cosa ci sia di estremamente illecito in tutta questa roba, che è tutta illecita peraltro fin dall'origine. Cosa c'è di illecito nell'illecito, di illecitissimo, diciamo così. Secondo articolo, andiamo al calcio, qui c'è una bella intervista su Avvenire di Massimiliano Castellani, pagina 10, a uno scrittore britannico, James Montag, classe 79, collaboratore di BBC, CNN e New York Times, apprezzato autore di saggi e reportage in cui si indaga il mondo della politica e del costume con quello del calcio, in relazione a quello del calcio. Lo scrittore britannico Montag da anni indaga il mondo della politica e del calcio. Il suo ultimo libro, Fra gli ultras, Viaggio nel tifo estremo, racconta le esperienze nelle curve degli stadi. L'Italia impari dalla Germania, è il consiglio del giornalista britannico. In questi giorni di lotta ai clan del calcio marcio italiano non potevamo incrociare interlocutore migliore di James Montag, scrive Massimiliano Castellani su Avvenire. Il suo ultimo libro si intitola appunto Fra gli ultras, Viaggio nel tifo estremo. Il 6 ottobre alle 18:30 Montag lo presenterà al Palazzo Ducale di Genova per il Book Pride, la fiera dell'editoria indipendente. Allora, Montag, nel suo libro Fra gli ultras, lei racconta anche le esperienze con le curve italiane. Aveva compreso i legami tra mondo ultra e criminalità organizzata. Infatti, dice il giornalista britannico, le ultime vicende degli arresti dei capi ultra di Milan e Inter non mi hanno sorpreso. Per il mio libro io sono partito però dai Balcani. Ho vissuto in Serbia per anni e decenni. Abbiamo saputo dei legami strettissimi tra le curve settori del governo e dei servizi segreti durante le guerre dell'ex Jugoslavia. Si sapeva della Tigre Arkan, il famigerato capo ultra e miliziano, e di come i club serbi e croati abbiano creato milizie ultranazionaliste partendo dalla curva dei club più importanti. E poi di come i gruppi della criminalità organizzata si siano infiltrati negli stadi. Non so se questo vi possa consolare, ma quello tra calcio e malavita non è un fenomeno solo italiano. Come si spiega questo processo di invasione di campo delle mafie? Spesso, osserva il giornalista britannico James Montag, quando le tendenze politiche e socio-economiche cambiano in quella comunità, si riflettono anche nel modo in cui la curva è costituita, nei messaggi che invia e nel tifo. Una storia che mi è stata raccontata in Argentina è che la guerra alla droga in Colombia e in America centrale ha spinto molto del narcotraffico internazionale verso sud e così ha iniziato a permeare gli stadi di calcio nel paese. Ma gli ultras sono una comunità che vuole sfidare la società e a volte si pone al di fuori della legge. È così sorprendente che un gruppo nelle giuste condizioni si trovi più vicino all'economia sommersa che alla società tradizionale. Inoltre non si tratta di un processo a senso unico. I gruppi della criminalità organizzata hanno capito che le tifoserie sono ancor più organizzate e quindi possono tornare utili ai loro scopi. In un certo senso le curve sono vittime del loro stesso successo. Sospetto, ma le società fingono di non sapere oppure sono parte attiva di questo gioco sporco dei clan con le curve? I club, risponde James Montag, hanno un rapporto molto più stretto con i gruppi ultra di quanto vogliano ammettere. Il fatto che ci siano intercettazioni dell'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, che parla con un tizio per ottenere 200 biglietti in più, ne è la prova. Ora, in parte si tratta di paura, ma anche estrema necessità. A volte presidenti e dirigenti della società hanno bisogno degli ultras, riconoscono il loro potere e lo ammirano. Una delle cose che mi ha colpito parlando con l'allora capo ultra della Lazio Piscitelli, Diabolic, è stato sentirlo dire che quando il club aveva bisogno di lui, allora lo avvicinava, per poi lavarsene le mani quando non il suo intervento non era richiesto, in quanto ritenuto inopportuno. La maggior parte delle curve italiane sono in mano a gruppi di destra che sobillano gli ultra alla violenza, al razzismo. Diabolic, osserva Montag, era molto aperto e sensibile sul fronte politico. Questi gruppi possono essere motori attivi di questa ideologia. Salvini è stato fotografato con ultras del Milan. Lui sa qual è il suo elettorato, ma questi gruppi non sono stati catturati dalla destra radicale. È la cultura ultra che li ha irradiati. Questo processo è già avvenuto in passato. La società italiana si è estremizzata e loro la riflettono in qualche modo.
Il libro fra gli ultras prende il titolo di 1312. Cosa significa? È un codice numerico alfabetico. Quindi 1 uguale A, 3 uguale a C, 1 uguale A, 2 uguale a R e via dicendo. ACAB sta per All Cops Are Bastards. Tutti i poliziotti sono bastardi. Non sono certo contro la polizia, è solo una scritta dipinta con lo spray che ho visto sui muri degli stadi. È un messaggio che ha unito gruppi di diversi continenti e ideologie. Per eliminare la malavita un deterrente potrebbero essere gli stadi di proprietà dei club. Non sono sicuro, conclude Montag, che questo possa eliminare la criminalità organizzata dagli stadi. L'Italia sta lottando da decenni per eliminare l'influenza della mafia da tutti i livelli di potere e non c'è riuscita. Quel che mi preme dire è che la cultura ultra è qualcosa di cui l'Italia può essere anche orgogliosa, crea un'incredibile atmosfera. Le trasmissioni televisive e i giornali vendono il loro prodotto dello spettacolo che gli ultras creano. Seguire la strada inglese di trasformare il calcio in un mero prodotto di intrattenimento ucciderebbe il vostro calcio. E allora il futuro degli stadi qual è? La curva è uno spazio di società civile. C'è bisogno di un dialogo di una nuova generazione. Guardate la Germania. In 20 anni sono passati da una cultura calcistica di teppismo di destra alla migliore esperienza calcistica del mondo, perché guidata dai tifosi. Questa è la strada possibile da percorrere. Concretamente non ci ho capito un tubo, però l'Italia impari dalla Germania. Una nuova perturbazione atlantica colpisce buona parte del centro-nord, temperature massime in calo al settentrione e ancora caldo al sud. Nella prima parte della giornata precipitazioni piuttosto diffuse al nord e anche a carattere temporalesco, possibili inoltre sulla Toscana. Molte nubi anche sul resto del centro, sole prevalente invece al sud. Nel pomeriggio altre piogge temporali potranno interessare le medesime aree del mattino. Andrà meglio sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Terzo articolo del giorno, siamo in Francia e siamo anche a pagina 15 de Il Giornale. Il neo premier ha fatto una proposta ultra intelligente, patrimoniale, debito colossale, serve il contributo di cittadini e aziende più fortunati. Aumento delle tasse nel discorso di politica generale del neo premier francese Michel Barnier. Senza programma, in carica da 26 giorni, si è presentato in Parlamento per una presa di parola attesa da settimane. Il neogollista Barnier, scelto da Macron, aveva disseminato il terreno di allarmanti anticipazioni. In TV aveva già accennato a nuovi balzelli per fare cassa, tasse a fronte di conti malmessi. In Francia, situazione definita disastrosa. Ieri Barnier è andato annunciando di fatto una patrimoniale per aggredire il debito pubblico, che salirà a 3.228 miliardi, il che metterebbe la Francia sull'orlo del precipizio. Vi ricordate Mario Monti, il baratro? Se non stiamo attenti, ha detto Barnier. Via dunque alla proposta shock, una tassa per i più ricchi, ai quali verrà presto sollecitato un contributo eccezionale. Parte dei suoi 80 minuti all'Assemblée, al Parlamento, iniziati con la sinistra malanchoniana che sventolava le tessere elettorali, ricordando a tutti che Macron ha dato l'incarico al quarto partito classificato e non a loro che hanno vinto, Barnier li ha spesi per denunciare la spada del debito che pesa sulle finanze d'Oltralpe. L'impegno a portare il deficit al 5% del PIL nel 25 e 3 nel 29, ha chiesto ai parlamentari un coinvolgimento, li ha chiamati rappresentanti del popolo, li si è smarcato dai predecessori che li avevano ridotti a esecutori. Fare molto con poco, ha detto Barnier, ispirandosi a De Gaulle, anche per affrontare un sistema sanitario francese malato. Le tasse per i più fortunati, senza quantificare la soglia, e quelle per le aziende che fanno profitti importanti. Sono un pezzo della ricetta di Barnier per ripianare i conti della Francia. Però Barnier è rimasto nell'ambiguità su tutti i temi. Lascia intendere una stretta ulteriore alle politiche migratorie, ma intanto appunto annuncia la patrimoniale in Francia. E questo era il terzo articolo di giornata di oggi. Torniamo a questo punto dopo aver visto le prime pagine o giù di lì
Alcuni degli articoli degni di nota oggi. Riprendiamo in mano Avvenire, quei legami sporchi tra club e ultras, l'abbiamo visto. Massimiliano Castellani intervista lo scrittore che si è dedicato al rapporto tra criminalità e calcio, James Montag, autore di un libro Fra gli ultras di recente pubblicazione. E poi, sempre su Avvenire, a proposito di criminalità, Caivano, stop agli affari dei clan, sgominate 25 piazze di spaccio, decapitata la famiglia Angelino Gallo, alleata dell''ndrangheta nello smercio di droga in quel del napoletano. L'appello del procuratore di Napoli Gratteri: adesso la gente decida da che parte stare. Parla anche Don Patriciello: il male non vuole morire, ineccepibile. E comunque tutto continuerà come prima, più di prima, eccetera, eccetera. 50 gli arresti, business illecito, bla 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 bla. La camorra continua a essere molto salubre, molto in salute, e se ne fotte di tutte ste cazzate di parole. Intanto il signor Mark Rutte, già premier olandese, è diventato il numero uno dell'Alleanza Atlantica, ha le idee chiare. L'Ucraina ha il diritto di colpire i russi, quindi famose una bella guerra. Passaggio di consegne al vertice dell'Alleanza Atlantica tra Stoltenberg e l'ex premier olandese Rutte. Il nuovo segretario non cambia linea. L'autorizzazione a usare le armi spetta però a ogni singolo paese facente parte dell'Alleanza Atlantica. Anche su Avvenire c'è la questione Stellantis: l'auto elettrica non vende, non piace, è come il vaccino, non piace. Prolungato lo stop alla 500 elettrica a Mirafiori. Dopo il crollo in borsa, seguito al taglio delle stime di risultato, slitta al 1° novembre il riavvio della produzione. Il Chief Executive Officer, cioè l'amministratore delegato della Stellantis Tavares, in Parlamento l'11 ottobre, dopo la richiesta avanzata da Calenda. I sindacati chiedono che si ascoltino anche i lavoratori. Lavoratori, viene in mente quella scena del film con Alberto Sordi, no? Segue Pernacchio: formazione e lavoro a 300 migranti. Questa è una notiziola interessante su Avvenire da Roma, per diventare professionisti della salute. È un progetto di Generali Italia e Human Safety Net per favorire l'inserimento nei servizi di assistenza o come operatori sociosanitari di rifugiati e persone straniere che vivono in contesti di vulnerabilità. Parla il capo dei vescovi Zuppi: è una scelta che va nella direzione giusta. Professionisti della salute. Generali Italia e Human Safety Net spalancano le porte alla formazione e all'inserimento lavorativo di 300 rifugiati e migranti. I beneficiari avranno l'opportunità di diventare ausiliari socioassistenziali, caregiver e operatori sociosanitari in Lombardia, Lazio, Emilia Romagna. Occasione offerta a persone di 18 paesi diversi, 300 in tutto, che attualmente risiedono in Italia. Cuore del progetto presentato ieri a Roma nel Palazzo delle Assicurazioni Generali, appunto, a Piazza Venezia. E lasciamo Avvenire per andare al Corriere del Veneto, dove c'è una notizia di cronaca nera in apertura da Mestre: travolge con l'auto 2 tossicodipendenti, qualcuno lo accusa di averlo fatto apposta. Un'auto travolge a grandi velocità 2 tossicodipendenti sdraiati davanti a un bed and breakfast e finisce la sua folle corsa contro un muretto nel quartiere in via Piave. Uno dei 2 è gravissimo, l'altro, ferito accusa, l'ha fatto apposta. Ha pure ingranato la retro, un modello la signora di Viareggio, per passarci sopra. Il moldavo al volante, che lavorerebbe nel bed and breakfast, dice di aver perso il controllo. La questura non trova conferme alla volontarietà del gesto. Intanto le telecamere sono al vaglio. Ma sul Corriere del Veneto ci sono 2 paginoni dedicati all'autonomia regionale. Sono pronti 9 dossier. Il presidente Zaia rivendica anche il commercio estero. Domani l'avvio del negoziato tra Veneto e Italia a Roma con Calderoli, mentre continuano gli attacchi tra Lega e Forza Italia. Un iter molto tortuoso, quello disegnato dal percorso per arrivare all'autonomia, secondo il quotidiano Il Corriere della Sera in dorso Veneto. Un iter tortuosissimo che non sto a riassumervi perché è un gran casino. Mentre l'ultradestra sarà stara Pontida, ma i veneti ci saranno per la riforma e Open Arms. Militanti precettati, verifiche sulle assenze dei big ai gazebo.
E sul tema dell'autonomia vi segnalo, sempre sul Corriere del Veneto, l'articolo di Martina Zambon sulla giungla dei costi, dei fabbisogni standard, dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni che sono fermi al palo, una riforma che arranca. I nodi tecnici sono tutti irrisolti, per cui siamo nella migliore delle tradizioni italiche al bla bla bla. Intanto è allarme per i 1.000 soldati italiani in Libano, scrive il Corriere della Sera. Sul tavolo l'idea di evacuazione, cioè è una bella cosa curiosa veramente questa, cioè ci sono soldati italiani lì da anni, prendono un sacco di soldi, tra l'altro di stipendio, quando c'è la guerra se ne devono andare. Cosa fanno a fare i soldati se quando c'è la guerra se ne vanno? Questa è una contraddizione in termini, un po' come la tizia che ha detto: ma come facciamo a essere sicuri che una donna sia donna? Mettiamo la condizione che sia mamma, così siamo sicuri di nominare donne nella commissione paesaggio a Milano. Non ho mica torto, però, scusate. Come facciamo? È più difficile diventa dire come facciamo a essere sicuri che è un uomo? Perché varrebbe anche allora, se 6 devono essere donne e 7 uomini, come facciamo a essere sicuri che i 7 sono uomini? Lì si apre tutto un capitolo molto difficoltoso da accertare. Sul fatto che tu metti per essere sicuro che è donna deve essere mamma, insomma, possiamo anche intenderci. Forse, non lo so, non so se questa sia una condizione sine qua non, però insomma può essere, ci si avvicina quantomeno. Ma sull'uomo come la mettiamo? Intanto lasciamo i soldati che invece di fare i soldati se ne evacuano, che brutto verbo, e andiamo sempre sul Corriere della Sera a un'intervista imprescindibile, ovvero l'intervista al ministro degli esteri Antonio Tajani sul Medio Oriente. Ora si fermino, tu parla un po' come Giletti, ve lo ricordate il mitico Giletti quando intervistò la portavoce del Ministero degli Esteri russo, la signora bionda molto tosta, no? E lui diceva: ma perché non fate la pace? Bisogna fare la pace, facciamo la pace, basta la guerra. E quella gli ha detto: ma Giletti, lei parla come bambino, lei parlare come bambino. E in effetti, diciamo, poi è svenuto, a concludere il tutto è svenuto, perché era talmente, diciamo, imbesuito che è svenuto davanti alla rappresentante del Ministero degli Esteri russo. Lei parla come bambino, si può dire forse con tanto rispetto anche del ministro Tajani. Si fermino tutti, anche Israele, o la guerra sarà un abisso senza fine, dice Tajani. Con l'ONU bisognerà decidere il destino della missione in Libano. Ci fermiamo qua perché la rassegna stampa sta prendendo una china molto pericolosa, anzi direi quasi perniciosa per il soggetto che ancora la sta facendo. China molto perniciosa, ergo necesse musica. Musica necesse est. È un latino di quelli fantastici che neanche l'avvocato Azzeccagarbugli poteva tirar fuori dal suo cilindro. Noi tiriamo fuori anche un altro pezzo musicale, sempre omaggiando quella roba lì per signorine. Sting, sentiamo un altro pezzo e poi abbiamo il Qui Parlamento con il senatore Bergesio. Parliamo di, tenetevi forte, RAI.